A braccia aperte. Se a Bassano una parte della politica ha creato divisioni sul tema Baxi-Pengo, usando come lama il futuro dei lavoratori, il territorio bassanese è invece pronto a lavorare, o perlomeno a supportare l'idea e svilupparla, di creare un'area vasta non solo nei progetti, ma nei fatti. Un'area che accolga le esigenze delle aziende, tenendo ben fermo il principio di tutela del territorio nella sua complessità. La proposta, lanciata da qualche comune, fra cui Rossano Veneto, per voce di Morena Martini, sembra davvero mettere tutti d'accordo. Ormai dobbiamo parlare di area bassanese e di area diffusa e non dobbiamo solo pensare o che faccia comodo qualche volta quando dobbiamo fare qualche progetto, ma la mentalità delle nuove amministrazioni deve essere proprio una mentalità condivisa sul bassanese. La cosa che deve farci riflettere come sindaci del Bassanese è che un'azienda come Baxi ha impatti sociali, lavorativi, economici su tutto il territorio e quindi in questo caso si parla di Baxi, ma parliamo anche di tutte le aziende che potrebbero averne bisogno in comune di Romano d'Ezzelino. Ogni richiesta di espansione va valutata minuziosamente e nel momento in cui il Comune dovesse avere delle difficoltà dovrebbe rivolgersi, secondo me, anche a quella che è la platea dei sindaci della conferenza dei sindaci. Perché? Perché in questo modo si va a dare una risposta territoriale a un problema che è territoriale. Bassano sarebbe dovuto essere in questi anni comune capofila per progetti e soluzioni di questo tipo, ma evidentemente non è stato così, come dimostrato dal caso o caos Baxi, che la politica di Bassano doveva e poteva gestire diversamente. Bisogna ragionare ormai non più come piccole patrie, ma come un'area pedemontana più vasta, ed è anche questo un fallimento della nostra sindaca, che pensa di essere in grado di fare un po' da regia o da riferimento di un'area, ma in realtà viene bellamente ignorata, e quindi ben vengano quelle che sono le disponibilità e le collaborazioni, e ringrazio quindi anche tutti i sindaci di tutti i colori politici che sono anche disponibili a mettersi attorno a un tavolo per cercare di ragionare in dimensione di area vasta.